35 secondi al via la seconda prova del campionato europeo gruppo Orogel, edizione 91 della classica del Savio, la classica formula del vincere due prove. In caso in questa ci sarà un vincitore diverso da Ernest Jet, si terrà la bella di mezzanotte delle 23:45 da palinsesto. L'autostart inizia a muoversi, il countdown si esaurisce e si va in partenza per la seconda prova del campionato europeo 2025. L'1 Dani Capar, Alessandro Gocciadoro, 2 Dimitri Ferm, Marco Stefani, 3 Beppi B, Vincenzo Luongo, 4 Ben Gurion Jet, Santo Mollo, 5 Cointreau, Federico Esposito, 6 Ernesto Spritz, Andrea Farolfi. In seconda fila 7 Dolcevichi, Manuel Pistone, 8 Emma Dei Veltri, Antonio Di Nardo, 9 Ernest Jet, Roberto Vecchione, 10 Usain Tol, Gennaro Mitrano, 12 Dacovo Mail, Giampaolo Minnucci. Autostart che prende velocità, è tutto pronto per la seconda prova del campionato europeo. Partiti. È veloce Beppi B che prova a scavalcare Dani Capar, largo Cointreau, è passato Beppi B su Dani Capar, terzo in corda Dimitri Ferm, di fuori Cointreau, poi Emma Dei Veltri che ha scavalcato Dolcevichi, rimane in terza ruota Ernesto Spritz, riprende in mano Beppi B dopo 200 metri passati in 13,8, va a chiedere a ottenere strada Dani Capar. E così Dani Capar al comando dopo 300 metri di corsa nei confronti di Beppi B. Terzo in corda è Dimitri Ferm che precede Emma Dei Veltri, allo scoperto c'è Cointreau, poi ancora a contatto Usain Tol, in corda Emma Dei Veltri e Dolcevichi. Non sposta dalla terza posizione Dimitri Ferm dopo 600 metri in 43,7 e così il team Gocciadoro ha sotto controllo dal punto di vista tattico la situazione, con Dani Capar che guida su Beppi B e di fuori Cointreau, in seconda pariglia Usain Tol, terzo in corda è Dimitri Ferm che precede Emma Dei Veltri e Dolcevichi, in terza pariglia Ben Gurion Jet che precede Ernesto Spritz, poi Dacovo Mail, mentre rimane in coda il vincitore della prima prova. Ha sbagliato Dani Capar, ha sbagliato Dani Capar dopo 900 metri il chilometro in 1:13,9 e Beppi B si ritrova al comando nei confronti di Dimitri Ferm. Si muovono ora le acque, ancora a contatto Emma Dei Veltri, lo scatto in terza ruota da parte di Usain Tol, la rete line 13,9, Beppi B è in vantaggio nei confronti di Dimitri Ferm che sposta, o almeno sembra volerlo fare, rimane invece lì e così Emma Dei Veltri va indietro, poi Usain Tol sposta ora con decisione Dimitri Ferm che va all'attacco di Beppi B all'ingresso della rete d'arrivo. Dimitri Ferm è in vantaggio ed è passato Dimitri Ferm che si allontana e viene a vincere nettamente al secondo, ancora Emma Dei Veltri, al terzo Beppi B davanti a Dolcevichi che non ha saputo dove andare tutta strada. 1:11,9 Dimitri Ferm, Marco Stefani regalano a tutto il team di Divignano la bella di mezzanotte, i colori della scuderia Dream Ferm, il derby winner, il figlio di Nadal Sheba che sprinta e viene a concludere nettissimo in avanti. Marco Stefani che esulta, alza il dito al cielo, è lui il secondo finalista del campionato europeo 2025. Alla bella di mezzanotte si sfideranno Dimitri Ferm ed Ernest Jet. Ed eccolo qui il super slow-mo con la frontale.